Appuntamento col premio Mario Rigoni Stern a Venezia, è la seconda volta che lo portiamo in laguna, anche per dare la giusta valenza e il giusto riscontro a un grande scrittore che ha lasciato il segno non solo in terra veneta ma direi nella letteratura internazionale. Un premio per la letteratura multilingue delle montagne che sta avendo sempre più attenzione e sempre più successo da parte delle case editrici, da parte di scrittori, con iniziative che vanno anche a premiare chi della montagna e chi del vivere in montagna ne ha fatto una, diciamo così, stile di vita. Quindi un premio a 360 gradi con assolutamente autori di altissimo livello, tra l'altro uno dei segnalati aveva vinto Campiello qualche anno fa, e quindi appuntamento a Venezia, a Palazzo Labia, la sede prestigiosa del premio appunto a Venezia sabato mattina, e il giorno dopo, domenica 16, ad Asiago al Mille Pini per illustrare appunto tutto quello che è ruotato attorno al premio Rigoni Stern 2019. I premi sono il classico premio letterario che è per Marco Balzano, già vincitore del Campiello, che con il libro Resto qui. Poi abbiamo tre segnalati che sono Claudio Rigon con la strada delle gallerie, la storia delle strade delle gallerie del Pasubio, Irene Borgna con Aurelier, il pastore di Stambecchi, e da ultima la scrittrice francese Sylvie Schenck. Però abbiamo anche due premi dedicati a persone e istituzioni, associazioni che si occupano della valorizzazione, della salvaguardia della montagna, che vanno, li chiamiamo Guardiano dell'Arca Osvaldo Dongilli, che è stato uno dei fondatori del premio di Riva del Garda, ed i premi vanno a una giovane malgara che ha trascinato la sua famiglia sulle montagne giudicarie e produce del formaggio che è considerato un'eccellenza, che si chiama Mandra Skennak, e un malgaro poeta e pittore, un grande raccontatore della montagna ma anche interprete nella quotidianità dei suoi valori, che è Gianluigi Rocca. Era inevitabile dedicare il premio di quest'anno ai boschi distrutti dalla tempesta Vaia, per vari motivi. Prima di tutto perché questi boschi sono stati, Mario Rigoni Stern li ha visti crescere insieme a lui in qualche modo. Ne ha registrato per primo la fragilità, perché erano tutti boschi fatti dopo la guerra e utilizzando un'unica varietà, cioè l'abete rosso, che ha rivelato appunto la sua fragilità, e poi per un altro motivo però anche più sostanziale, perché nel lavoro di Mario Rigoni Stern è molto presente il senso del limite che l'uomo deve rispettare nel suo rapporto con la natura, e proprio il superamento di questo limite, cioè lo sfruttamento, l'inquinamento, l'attacco all'ambiente, sono alla radice di episodi come quelli a cui abbiamo assistito appunto nell'ottobre scorso. Quindi anche per questo motivo, diciamo, abbiamo voluto dedicare le parti essenziali, diciamo collaterali alla premiazione, proprio al trattamento della questione dei boschi devastati. Dall'archivio sta uscendo una quantità incredibile di materiali più vari. Emergono delle corrispondenze che teneva ancora praticamente da bambino, con dei tentativi di racconti fatti anche a 16-17 anni, documentazione che riguardano la corrispondenza sia di guerra sia dei campi di prigionia, la corrispondenza con la casa editrice, con i tanti amici che si erano fatti vivi nel frattempo, a cominciare da Nutorevelli, Primo Levi, Caldino, ma poi anche materiale vario, tipo documenti storici che lui aveva cercato, che riguardavano la famiglia, che si inoltrano fino al Settecento e anche prima, libri come si dice, di stampatori veneziani del Cinquecento, e fotografie di prima della guerra dell'altipiano, della ricostruzione, e effettivamente esce una quantità di materiale molto eterogenea, e che è il risultato di una vita con mille interessi.